convegno che mette al centro del dibattito l'idrovia Padova-Mare e che guarda questa infrastruttura navigabile, questa via d'acqua, non solo come canale scolmatore per mettere in sicurezza il territorio, ma come opportunità, come motore di sviluppo per l'economia del Veneto e del nord-est. Dobbiamo investire di più in Italia nella logistica perché rappresenta un'opportunità occupazionale ed economica che l'Italia non sta sfruttando. I paesi come la Germania e la Cina investono nei grandi porti perché rappresentano il punto terminale delle merci, l'Italia non lo fa. Da questo convegno vuole aprirsi un dibattito dove si mette un'opera importante di questo territorio al centro dello sviluppo economico e occupazionale, ma anche opera per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Dovrebbe essere considerata fra quelle prioritarie. Ovviamente, essendo un'idrovia, quella di poterci navigare e quindi in buona sostanza di alimentare un traffico commerciale, ma ha anche un'importanza notevole con riferimento ai problemi che oggi affliggono la laguna di Venezia, perché attraverso l'idrovia in modo controllato si possono portare alla laguna di Venezia acque dolci e sedimenti, elementi dei quali la laguna ha assolutamente bisogno per cercare di contrastare i processi erosivi che attualmente la colpiscono in modo molto pesante.